Noi il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che salutiamo, grazie e buona giornata. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Di sicuro una iniziativa molto interessante, peraltro abbiamo compreso essere anche molto apprezzata, vediamo poi se ci sarà qualche altra regione che segue. Ce la vuole raccontare un po'? Stiamo parlando ovviamente del reparto sanità e di questa possibilità di accedere agli ospedali per esami e visite anche fuori dall'orario canonico. Guardi, io l'ho voluta con forza e vi ringrazio per questo spazio e disponibilità. Determinazione ad aprire gli ospedali di notte il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 20 alle 24. Quando sono stato eletto presidente nel 2010 mi hanno detto bisogna comprare più macchine, più TAC, più risonanze per abbattere le liste d'attesa. La verità è che io non ho comprato più macchine, ma faccio lavorare di più le macchine che abbiamo. Certo. E i cittadini sono felicissimi perché trovano strade vuote, parcheggi vuoti, ospedale non congestionato e quindi perdono meno tempo ed hanno sicuramente cure e diagnosi più efficienti. L'altra domanda è: da quanto ha cominciato e quali sono i primi risultati? I risultati sono eccezionali. Abbiamo iniziato dal 1° settembre. In tutto il Veneto dal 1° settembre si può fare la risonanza, la TAC o la mammografia di notte e poi anche altra diagnostica. Sì. Guardi, le ho dei risultati che io ricordo a mente. La mia provincia, Treviso, la sola ULSS di Treviso ha dal 1° settembre già in programmazione 2300 tra TAC e risonanza magnetica. In Vicenza è già 700 TAC prenotate e direi che è una vera rivoluzione culturale nell'approccio alla cura dei cittadini. Che piaccia ai cittadini, Presidente, non ci sono dubbi, penso, non guardo neanche i messaggi, non ho bisogno di leggere. Al momento sono tutti buoni. Ma faccio una domanda che è maliziosa, Presidente, quindi non ci nascondiamo. Ecco. Come l'hanno presa quelli che poi devono lavorare di notte? Certo. Ma guardi, mi dà l'opportunità con questa domanda di ringraziare gli infermieri, i medici, gli amministrativi, perché sarà magari il levataccia, sarà la necessità di stare lì fino a tardi a sera. Abbiamo chiuso un bell'accordo, peraltro primo nazionale, e noi apriamo gli ospedali di notte, ma direi che lo faremo anche tutti i giorni. Se continua così questa esperienza è una grande opportunità e poi riusciamo a pagare degli straordinari che in questo momento anche di difficoltà di crisi penso non guasti nelle buste paga. In teoria è un po' un accordo che, così raccontato così, sembra che metta d'accordo tutti, perché il cittadino è contento per queste aperture serali senza dover magari chiedere il permesso al lavoro la mattina, insomma, diciamo che ha un'opportunità. Tagliamo le code. Tagliamo le code, perché 4 ore in più al giorno sono veramente tante. L'attesa. Esattamente, quindi le liste d'attesa che si accorciano, il personale ospedaliero che ha ulteriori opportunità di fatto lavorative, perché insomma diciamo che c'è bisogno di loro anche durante questi orari. E lei ci sta giusto dicendo che il prossimo passo sarà l'apertura serale praticamente tutti i giorni. Ma guardi, le aggiungo di più, la mia visione fin dal primo giorno è sempre stata una ed unica, cioè la cura del paziente ricoverato avviene di giorno e quindi impegniamo i medici a occuparsi fino in fondo del paziente ricoverato delle emergenze. Poi la sera di notte ci occupiamo della diagnostica, ovvero dell'utenza esterna, che è un'utenza spesso di routine, check-up, le verifiche, gli approfondimenti, e quindi 2 grandi contesti nei quali noi ci occupiamo della salute dei cittadini. Da noi funziona al punto tale che l'abbattimento delle liste d'attesa sta andando verso zero. C'è ancora qualche difficoltà in qualche comparto, penso magari nel comparto dell'oculistica, però stiamo agendo con forza e mi piace ricordare che una mammografia urgente in Veneto, se il cittadino dà disponibilità a muoversi rispetto ai contesti più vicini a casa, noi riusciamo a garantirla in 48 ore. Che è straordinario come risultato. Ovviamente lei, Presidente, ha continui contatti con i suoi colleghi delle altre regioni. Ha sentito di iniziative, insomma, avete dato l'esempio? Guardi, noi siamo stati i primi e lo abbiamo voluto con forza, non abbiamo lavorato poco, anche perché devo ricordare che questa idea l'ho portata in dote fin dal primo giorno di mandato, quindi nel 2010. Ci abbiamo impiegato un paio d'anni perché poi è una grossa macchina organizzativa. Devo dire che mi hanno chiamato pressoché da tutte le parti d'Italia e che da molti paesi europei, perché comunque è entusiasmante questa nuova visione di portare i cittadini di notte. A me piace, però per i cittadini mi ringraziano sicuramente per l'abbattimento delle liste d'attesa e perché, lasci dire, forse per la prima volta
le amministrazioni non complicano la vita, cioè la praticità di arrivare in la facilitano, insomma. Presidente, qui c'è una bellissima provocazione che le giro perché la trovo interessante e rimane quello che è, glielo anticipo, è una provocazione. C'è scritto scrive il nostro ascoltatore: e adesso tocca ai tribunali, o no? Questa non più che una provocazione, è una bella idea. Io sono andato all'inaugurazione dell'anno finanziario, ho parlare magistrati in maniera ineccepibile circa il fatto che comunque bisogna risolvere il problema dei tribunali. Gliene dico una per tutte: non è possibile che la causa civile mediamente abbia una gestazione di 7 anni e mezzo in Italia. Appunto. Il che vuol dire che per essere competitivi al pari della Germania sui mercati non è che a noi servono grandi risorse, ci servono cause civili in 6 mesi come accade in Germania, il che vuol dire che se avanzo soldi da qualcuno ci sarà un tribunale che in 6 mesi dirà pagagli conto a questo qui. Purtroppo questo non accade ancora, noi perdiamo un sacco di competitività, al di là che poi nei tribunali si discute anche di altre cose. Certo. È ovvio. Presidente, poi tra l'altro, ricordo Presidente Luca Zaia della Regione Veneto, è molto importante, non a caso prima io le ho chiesto del rapporto con i lavoratori, perché si capisce che se spiegate bene le cose e fate balenare ovviamente opportunità e vantaggi, anche economici, non è detto che i sindacati dicano sempre solo no. Lei sa benissimo che questo è un problema e ci troviamo a discutere noi quasi ogni giorno, c'è l'idea che il sindacato dica sempre solo no. Il Veneto ci dimostra che non è vero. Ovviamente bisogna essere capaci di mettere su una trattativa che abbia un senso, con dei vantaggi per il cittadino, però anche per chi, scusate, va a lavorare a mezzanotte. È giusto che ci sia un riconoscimento di carattere economico e che quindi tutti alla fine siano felici e contenti. Adesso l'ho fatta un po' facile, ma insomma vogliamo prendere il buono ovviamente anche da questo punto di vista. Quindi non solo no. Presidente Zaia, in bocca al lupo e ci faccia sapere se ci sono iniziative simili, ecco, in altri settori. Va bene? Grazie, a presto. Anche a voi. A voi ovviamente.